Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è venerdì 20 maggio, quindi stiamo quasi sul finire, abbiamo iniziato insomma l'ultima decina del mese. Come state? Come vanno le cose? Vi ricordo alcune delle cose che ricordo sempre prima di cominciare a dare le risposte, vale a dire intanto che è venerdì e quindi questa sera, a conclusione della diretta, il Marietto e la sottoscritta procederanno con quelli che sono i protocolli di riequilibrio. Questi protocolli sono una procedura che viene eseguita con la radiestesia, quindi il pendolino o il pendolo per essere più puliti in termini tecnici, e, però in una modalità attiva, quindi non è usato per rilevare delle scie vibratorie, delle energie, delle informazioni, ma per inviarne e quindi per correggere le informazioni che sono informazioni energetiche che sono in corso in quel momento e che possono essere distorte. Quindi attraverso questo procedimento che tocca moltissimi punti, si tenta ovviamente di, spostare quello che possono essere gli ambiti di prova che, magari, si registrano appunto con vibrazioni, frequenze negative a vari livelli, che possono essere a livello mentale, emotivo, addirittura ereditario, quindi tutto quello che, effettivamente confluisce al momento presente portando difficoltà, blocchi nella vita, viene in qualche modo trattato, neutralizzato e ripristinato su quelli che sono i livelli energetici ideali. Quindi questa procedura è piuttosto articolata e, richiede tempo, nel senso noi la ripetiamo nel tempo perché molte cose, molti dei passaggi che vengono fatti alla prima volta, di questo protocollo, di questo riequilibrio, non vengono poi più toccati, cioè tutte quelle che sono, ferite anche di vite precedenti non necessiteranno più, di essere, come dire, ripetuti, passaggi ripetuti, però esistono delle situazioni che vengono vissute al quotidiano, scambi, incontri, momenti di tensione, momenti di euforia, quindi tante cose che possono quotidianamente interferire, squilibrare, sbilanciare quelle che sono le nostre emozioni, quindi il nostro equilibrio e "sporcarci" tra virgolette, pertanto, esiste poi questa procedura di mantenimento. Quindi, così come, periodicamente, si spera quotidianamente, ci si lava e ci si tiene in ordine, puliti e sistemati, così queste pulizie a cadenza settimanale ci permettono di mantenere i nostri corpi sottili, i campi eterici e, il nostro piano mentale ed emozionale sempre in ordine. Bene, detto questo, vi ricordo che gli appuntamenti con la diretta e con la sottoscritta sono il lunedì e il venerdì alle 21:15, mentre con il Marietto il mercoledì alle 18. Quindi se non riesco a rispondervi questa sera, potete ancora contare anche sulla diretta del Marietto del mercoledì, ma anche nella prossima settimana con la sottoscritta il lunedì. Vi ricordo comunque che durante le dirette tendiamo preferibilmente a rispondere a persone nuove, così che tutti, anche i nuovi arrivati, abbiano l'occasione, la possibilità di ricevere una risposta gratuita, la famosa conoscitiva che, alcuni ci chiedono in privato e che noi non facciamo in privato. Il privato, vi ricordo, è solo per consulti professionali. Se volete, una risposta gratuita dovete venire, nella diretta, quindi nelle giornate, nelle serate insomma, che vi ho indicato. Ma vi ricordo anche che se avete già avuto una risposta e in quella sera sono presenti persone nuove, non avrete la risposta, perché tendiamo a agevolare i nuovi arrivati. Vi ricordo però anche un'altra cosa, che se scrivete la domanda e mettiamo avete già fatto la domanda, no, in passato, è vero che magari se ci sono persone nuove non vi rispondiamo o la percentuale di risposta scende, ma è anche vero che se in realtà non restano le persone collegate, quindi quando venite selezionati e vi chiamo e non mi date l'indicazione di essere presenti, io passo alla domanda successiva, quindi è possibile che nell'arco della serata comunque otteniate la risposta. Cosa vuol dire questo?
vuol dire che se scrivete la domanda e ve ne andate, io, chiaramente passo e non vi do la risposta. E per me è segno anche di boh, non saprei cosa dirvi. Io non amo monologare, anche se, quando faccio le dirette sono in qualche modo costretta. Diciamo che per rimediare, optare a quello che può essere un dialogo con voi, vi chiedo di essere partecipi, di interagire con me quando è il vostro turno, quindi quando avete questa possibilità di ottenere una risposta. Molte volte infatti nella stesa posso vedere delle cose e, avete tutto il modo e lo spazio e la possibilità di interagire, quindi di approfondire, di confermare oppure di rettificare quello che stiamo vedendo. Quindi mi raccomando, se non siete partecipi e pensate di non restare collegati, quindi scrivete la domanda e poi magari con calma vi guardate la diretta per la risposta, sappiate che non funziona così, quindi non perdete neanche tempo a scrivere. Se scrivete la domanda restate lì perché avete, come dire, la possibilità di ottenere una risposta solo se rispondete al momento in cui venite chiamati. Quindi questo spero di averlo detto nel modo più chiaro possibile. Altra cosa, nome, data di nascita, la domanda deve essere una, quindi pensateci bene, deve essere formulata in modo chiaro, quindi cosa intendo? Intendo in un ambito specifico, con gli opportuni dettagli nel caso in cui steste chiedendo, non so, faccio un esempio, non lavoro da tempo, sono in cerca di occupazione, troverò lavoro entro fine estate? Guardate che questa è chiarissima come domanda. Date delle indicazioni che possono essere utili per noi che interpretiamo la risposta per voi, per darvi una risposta il più attendibile possibile. Altra cosa importante, se la domanda riguarda il vostro rapporto con un'altra persona, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di quest'altra persona. Domande su persone che non sono i diretti interessati, quindi le persone che scrivono, non vengono risposte in pubblico perché non è corretto. Se proprio volete una risposta di questo tipo e quindi andare a sbirciare nella vita di altre persone, abbiate la buona creanza di rivolgervi a noi in privato. Ultima cosina per quanto riguarda appunto il privato, mi raccomando, noi siamo disponibili per consulti professionali, 20 € 45 minuti, previo appuntamento e previo pagamento. Quindi nel momento in cui decidete di, contattarci per un consulto, ricordatevi che dopo che avrete, versato il contributo, potrete fissare l'appuntamento. Quindi non cercate di scavalcare questa cosa pensando di siccome siete liberi martedì, vi faccio un esempio, di forzare la mano, perché noi abbiamo degli appuntamenti già prefissati con persone che hanno già pagato, quindi tutti seguono quest'iter per buona correttezza di tutti, per la nostra stessa tutela, perché in fondo non è neanche giusto che stiamo lì ad aspettare un'ora una persona che comunque magari all'ultimo cambia idea e ci lascia in 13, quindi non è corretto, e la nostra garanzia è anche la nostra, come dire, possibilità di organizzarci da un punto di vista anche per semplificarci appunto il lavoro. Quindi così funziona con noi e parlo quando dico noi dei me e del Marietto e quindi siate pronti, siate preparati anche a valutare nel momento in cui ci contattate quelle che sono le vostre disponibilità a distanza di 3, 4 giorni, a volte 5, 6, dipende, quindi nei giorni successivi che non sono il giorno stesso. Ah, Ilde è urgente. No, è urgente sempre per tutti. Tutti siete nella situazione che quando chiedete consulto siete arrivati con l'acqua alla gola, quindi è sempre urgente, non fate pressione sul fatto che sia urgente e mi raccomando, la domenica, come volete stare in pace voi, vogliamo stare in pace noi. A maggior ragione se chiamate con numero privato, perdete tempo, non vi rispondiamo. Bene, detto questo, allora, trovate molto materiale gratuito sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, andate ad attingere a mani basse nelle varie sezioni per via dei tante dispense che abbiamo collocato qui e là nel sito, dispense che vi mettono subito nella condizione
di intervenire per quanto riguarda la vostra vita, quindi, di attivare, grazie all'influsso, alla collaborazione delle onde di forma, un qualcosa che, possa darvi una mano nelle varie circostanze della vita. Sono moltissimi i circuiti che abbiamo già distribuito gratuitamente a partire dal 2015 fino ad oggi, sono arrivati ovunque. Il Marietto Veneziano ha fatto un lavoro stratosferico per permettere a tante persone di, possedere questi circuiti radionici che fino a qualche anno fa erano veramente difficili da reperire e molto costosi. Sappiate quindi che è stato fatto un dono molto prezioso. Inoltre nel sito trovate la sezione shop dove sono disponibili tutti i nostri servizi professionali, tra cui il ciondolo programmato, che è anche un talismano molto, molto importante della tradizione cabalistica, e sempre della tradizione cabalistica ci sono i sigilli salomonici, i sigilli di Mosè, che sono strumenti molto preziosi per il riequilibrio delle condizioni astrologiche difficili, ma anche per propiziare quello che possono essere gli ambiti della vita un po' più difficili per la persona. E non solo, a proposito di propiziazione ci occupiamo anche di ritualistica, tutto quello che può essere in qualche modo influenzato o sbloccato, potenziato da quelli che sono appunto questo genere di lavori, che ovviamente, proprio perché ciascuno vive una condizione personale, privata e che probabilmente, a differenza di altre storie, ha delle circostanze tutte sue, vi indichiamo sempre di, fare un consulto preliminare, proprio per valutare non solo la situazione, quindi ascoltare il vostro racconto, il vostro bisogno e individuare intanto come andranno le cose. Quindi il consulto valuta anche se è il caso di fare un intervento oppure no, valutiamo come vanno le cose, così allo stato dei fatti, ed eventualmente se non dovesse esserci un buon margine, lasciando che le cose vadano da sole, si tenta sempre un qualche tipo di intervento, ma solo dove è ritenuto necessario, e chiaramente l'intervento è cucito su misura, sulle persone coinvolte, sulle situazioni, il numero di ripetizioni che devono essere fatte per appunto, saturare i corpi sottili e permettere una condensazione, quindi una manifestazione per come è stata richiesta la cosa. Vi ricordo che questo tipo di pratiche, di scuola e tradizione salomonica, ma anche cabalistica, in alcuni casi magia eonica, sono lunghe, i lavori lunghi e con lunghe attese per i risultati. Se siete frettolosi, non facciamo per voi, perché ci avete messo una vita a mettervi nei guai, non potete pensare di risolvere così, ma con impegno, costanza, con le indicazioni giuste, col lavoro sul sé abbinato a quello che viene fatto proprio per sbloccarvi delle porte, allora e nel tempo, con la pazienza, otterrete il risultato. Bene, detto questo, direi di cominciare a rispondere e vediamo di rispondere a qualcuno nuovo. Vediamo questa persona, Lucy. Buonasera, mi chiamo Lucia, 12 ottobre del 74, lui Antonio, 13 novembre 74. Ci sarà un continuo con lui o è finita? Ok, allora Lucy, sei stata selezionata, sei collegata, sei con me in questo momento? Dammi conferma se ci sei, almeno so se procedere col darti una risposta o se passare a un'altra persona. Mi raccomando, vi ricordo che se scrivete è cortese, visto che la risposta è gratuita, sorbirvi il pippone della Hilde, il pippone preliminare, chiamiamolo così. Benissimo, Lucy c'è, procediamo con la risposta. Lucia 12 ottobre 74 e Antonio 13 novembre 74. Allora vediamo un po' come si mette la situazione, che evoluzione ha.
Allora, mh, bambino o donna di servizio? Diciamo che allora, non so se siete ancora in età per mettere mano a una gravidanza, però potrebbe anche indicare che, c'è ancora un margine comunque per dare avvio o per lavorare sulla reciproca fiducia, su una partenza, un inizio che però va accudito, assecondato, curato. Attenzione comunque è l'indicazione di lavoro da svolgere, di non trascurare nulla, soprattutto una situazione che risulta essere delicata in questo momento. Vediamo un po' però cosa ci rispondono realmente le sibille. Le indicazioni del taglio, poi son sempre particolarmente, ristrette, nel senso sono solo 2 carte e potrebbero avere tanti significati. Allora, beh, mh-mh. Allora, Lucy, per favore ti chiedo se puoi gentilmente di spiegarmi una cosa. Allora, mi hai scritto che, in poche parole non hai ben idea di come la storia andrà, nel bene e nel male, se va avanti o se si chiude. Siete sposati? Siete insieme dopo, come dire, un'altra situazione, di seconde nozze, separati che si frequentano? Sposati che hanno una relazione clandestina, cioè dammi delle delucidazioni, perché qui si vede un matrimonio nel passato. Siete 2 separati, okay, perfetto. Infatti, si vede il matrimonio e la separazione. Quindi diciamo che non so come mai, però a meno che magari vi conoscevate già, c'era già un innamoramento prima dei vostri rispettivi matrimoni, magari vi eravate già dati separati da 5 anni, okay, cioè vi frequentate da quasi 5 anni. Allora, ehm, diciamo che magari questa frequentazione o voleva essere, cioè o magari tu in particolare avresti voluto che facesse quel passo in più, ehm, ripeto, può far riferimento ai vostri precedenti matrimoni, quindi non necessariamente sta già rispondendo per quello che riguarda voi, ma può anche essere che, magari l'indicazione della prima linea, comunque siete già, in frequentazione da 5 anni, quindi non escludo che stia dicendo che tu molto innamorata, desiderassi appunto un'ufficializzazione, un qualcosa in più, no, di raccogliere, come dire, il frutto di questo sentimento, di questo rapporto, quindi una soddisfazione nel rendere tutto più ufficiale, però sacerdote malinconia lascia quasi intendere che, sotto questo aspetto non c'è una risposta entusiasta, oppure che ci sono aspetti legali, per qualche ragione, che impensieriscono. Però arriviamo un pochettino lui molto altalenante, sì, non è proprio, come dire, a vedere dalle sibille non è un po' freddino sotto questo argomento, quindi questo ti dà pensiero, ti fa dispiacere. Allora, qui c'è una cosa: al presente compare una donna più giovane. Ora, io non so, magari lui ha una figlia o ce l'hai tu questa figlia, oppure c'è una persona più giovane di te che, sta cercando di riavvicinarsi. Ora, vediamo un po' che questa situazione ovviamente causa una serie di difficoltà. Ti ripeto, non so chi sia, spero che tu abbia capito, no, chi è a creare un po' un clima di afflizione e di quasi impotenza in questo momento della vostra storia, dove sembra molto difficile o altalenante anche il mantenerla in piedi, eh. Attenzione però, perché non è necessariamente detto
stavo cercando di leggere se avevi scritto altro, non è una cosa che necessariamente si conclude, okay, qui ci sono le indicazioni di un qualcosa che comunque in questo momento viene vissuto come un peso, come una serie di rimpianti, anche per via di alcune scelte che sono state compiute, fatte o non fatte, okay? Necessità di controllare, ehm, anche di spiare, non so chi dei 2, un pochettino più diffidente dell'altro, però in questo momento il clima generale non è esattamente di festa. Okay. Allora cosa c'è nel prossimo periodo? Prigione, amante, amica. Beh, qui c'è una pausa, un un'interruzione che però non è una chiusura, è proprio una pausa, potrebbe essere la pausa di riflessione, potrebbe essere un momento in cui, ci si isola un po'. Quindi questa pausa o questo fermare qualcosa potrebbe indicare che lui bloccherà le avance di questa persona, che comunque è una conoscenza, non è una persona nuova. Ma può anche indicare che lui prenderà del tempo per capire, per chiarirsi le idee. Mhmm, Però ecco, se dovesse essere questa seconda opzione, in realtà è come se, questo chiarimento, lasci un po' margine anche a questa persona di farsi un po' avanti. Di fatto lui, secondo me, si farà velocemente 2 calcoli. Non mi sembra il tipo comunque che non valuti tutte le cose. Mi sembra un tipo cauto, un tipo, un po' i abbottonato sulle sue e anche attento e sensibile ai discorsi di vantaggio, svantaggio, giusto o sbagliato, cosa è meglio, cosa non lo è. Quindi mi pare che i conti se li sappia fare bene e che questa situazione comunque, andrà a chiudersi. Non tanto con te, ti ripeto, perché il Gran Signore è poi la conferma di un ruolo ufficiale, no, che, lui ha al tuo fianco, ma magari, percepirà che un capitolo della sua vita è chiuso, che magari valuterà che gli conviene chiudere, okay? Non dico con te, ma questo periodo che lui vive un po' come un, stiamo a vedere, non mettermi fretta, fammici pensare, okay, c'è un prendere tempo, come ti ho detto, c'è un chiudersi, no, di lui. Ma, appunto penso che questo chiudersi che lui userà per fare le sue valutazioni o comunque questo restare molto un po' più sulle sue, confluirà comunque con una buona notizia per te, perché messaggero, donna di servizio, pensiero, fedeltà, direi che, la situazione andrà avanti fra voi. Sì, diciamo che un attimo di marcia in folle la vedo, ce lo vedo che lui un pochino si parcheggia nel prossimo periodo, ma non è una chiusura. Poi ci può essere qualche altra situazione che cambia a suo malgrado, nonostante tutti i suoi calcoli, però col re di cuori, cioè e l'esito direi che alla fine prende una piega per voi nel tentativo di trovare, di darsi da fare per trovare delle soluzioni. Ecco, direi che abbiamo chiuso per Lucy, spero tu sia soddisfatta. Se desideri un approfondimento, mai sai che puoi trovarmi in privato, vediamo un pochettino, se c'è Mary. Mary, ci sei? Sei presente, Mary?
Perfetto, perfetto. Allora, Mary. Marco, 16 marzo 76, tornerà da me. Mary, 19 ottobre 78. Storia extra, grazie. Ok, benissimo. Vediamo un pochino se c'è il ritorno di Marco da Mary. Allora, vediamo un po'. Allora, beh, speranza, consolante e sorpresa sembra l'appagamento delle aspettative, dei desideri, delle speranze, ma vediamo un pochettino. Comunque è anche l'indicazione di come questo amore, diciamo così, questa relazione, è la speranza è anche la carta degli amori facili, no, anche delle situazioni ovviamente leggere che non hanno ufficialità. E quindi, magari può anche dare l'indicazione di come quel rapporto fosse per te una forma di consolazione o di, mettiamo pure, risarcimento magari rispetto a una situazione ufficiale meno appagante. Comunque vediamo cosa dicono Marco e Mary. Artista, giovane fanciulla, stanza, riunione, allegria. Ma sai, io qui, come causa di un suo allontanamento, sembra, comunque già indicare un riavvicinamento a qualcuno che potrebbe essere intanto una donna più giovane. Qui non compare la moglie. Cioè la figura della moglie è la donna maritata, non compare in questa stesa, quindi probabilmente più che altro se ha una figlia potrebbe trattarsi della figlia, quindi magari di, ehm, come dire, un legame di affetto profondo per cui non ha magari ben pensato di non mettere a rischio quello che magari ha costruito, anche perché qui c'è l'indicazione del matrimonio di convenienza, però attenzione perché l'artista a volte, rivela persone, o di sesso maschile chiaramente, ma non solo, a volte narcisiste, quindi con un alto tasso di inaffidabilità. Allora, potrebbe dare l'indicazione di essersi recentemente o comunque nel passato un tantino disinteressato a te e aver cominciato un altro flirt, un'altra frequentazione. Ora, non so fino a che punto, se la donna più giovane è la moglie o se è un'altra figura ancora, okay, anche se, artista e allegria lascerebbe pensare, niente di impegnativo, o se effettivamente c'è un'altra situazione. Comunque in questo momento non c'è il ritorno. Il vedovo, a meno che non stia parlando di rimpianti particolari, di un grandissimo senso di impotenza rispetto alla situazione, potrebbe indicare che, molte, delle difficoltà si sono accumulate e in poche parole hanno contribuito a generare appunto un senso di totale diffidenza e anche di rinuncia, di allontanamento, ehm, volontario quantomeno da parte di uno dei 2. Quindi io non la vedo come una cosa così. Tra l'altro potrebbe indicare anche che lui è, sorvegliato speciale in questo momento della sua vita da parte appunto del rapporto ufficiale che ha. Quindi c'è anche un'altra cosa, comunque questo rapporto ufficiale viene definito come denaro, quindi una situazione di interesse, no, insomma
Lui non sembra interessato a tornare e sembra che abbia in questo momento un grado di difficoltà per cui anche muoversi, gli riesca e gli risulti difficile, perché c'è comunque chi controlla. Allora, di fatto nel prossimo periodo lui comincerà a mettere in dubbio la decisione presa, cosa che adesso non sembrerebbe, o forse si calmano un pochettino le acque e questo lo pone di nuovo di fronte a un senso di incertezza rispetto alla decisione presa. Che poi l'abbia presa intenzionalmente o come conseguenza di un momento difficile a casa sua, non cambia poi il fatto che questa è una carta di sblocco. Quindi tutto quello che non farà adesso, in questo immediato presente, comunque lo porterà in crisi nel futuro. Una crisi per cui deciderà o si sblocca nei tuoi confronti. Quindi riparte, riparte la situazione, okay, solo che anche qua è sempre ambigua, è sempre un qualcosa che, ha sempre tratti di, incertezza, ambiguità, come ho detto, è ambigua, ma anche, con la possibilità che molte delle promesse che ti farà saranno solo, come dire, di circostanza per recuperare il rapporto e che non intenda poi necessariamente in futuro mantenere. Quindi sì, si riaffaccia alla tua vita, verrà magari, pieno di slancio, ma in realtà anche pieno di falsità, quindi attenta perché così come arriva poi probabilmente è già un bel po' che, la situazione subisce queste altalenanze o magari vi aggrappate a sogni di un domani liberarvi dei rispettivi partner, anche se qua non vedo, un chiaro influsso, no, come impedimento da parte di queste altre persone, però diciamo che, non era neanche quella la domanda. Quindi però come ti dicevo, lui viene, prometterà, ma vedi fedeltà e morte, c'è proprio un cambiamento nei sentimenti, magari è un cambiamento anche tuo, nel comprendere che alla fine torna con la stessa canzone, ma di fatto non cambia nulla. Quindi c'è un po' un perdere, no, questo sentimento, oppure questa fiducia in questo rapporto che, probabilmente in qualche modo, viene anche modificato profondamente, per non dire chiuso, per sistemare qualcos'altro. Allora, non lo vedo scegliere in modo chiaro se tornare o no, però quando si farà avanti, di nuovo, e lo farà, ti prometterà molte cose. Purtroppo non lo vedo mantenere fede alla sua parola, okay, quindi, dipende poi da te. Chiaramente, se avrò avuto ragione lo scoprirai solo dopo, perché nel mentre spererai che lui invece questa volta sia sincero. Allora, vediamo un pochino. Ehm, Mary ho risposto, Lucy ho risposto. Ehm, Buonasera Milena, vedo adesso che avevi scritto oi oi. Buonasera Elisa. Prego Mary. Allora, vediamo se ci sono delle domande. Mercedes Mercedes è un nome che io ho già sentito in questo canale. Proviamo con Mick. Allora, buonasera, vorrei sapere cosa blocca Michael, 29 settembre dell'85 verso Katia, 6 giugno dell'88. Tornerà? Allora, beh, vediamo cosa blocca, sicuramente ce lo diranno nella prima linea che è collegata al passato, quindi quello che ha contribuito a creare la situazione attuale normalmente o che ha un'influenza diretta sul presente, normalmente viene raccontato nella prima linea. Quindi vediamo un po' cosa ci raccontano per Katia e vediamo
Michael, vediamo se torna e che cosa è successo. Vi ricordo che se non riesco a rispondervi questa sera torno lunedì alle 21:15 e poi ancora venerdì prossimo sempre alle 21:15. Vi ricordo inoltre che questa sera, dopo avervi salutato, proseguirò con il lavoro di riequilibrio. Quindi per tutte le persone che si sono affidate a me, c'è, come dire, l'appuntamento con questi protocolli. Allora, Michael e Katia, vediamo un po'. Mh. Allora, beh, effettivamente la presenza della carta della costanza dice 2 cose. Visto che è una carta, di qualcosa che si perpetua, si mantiene nel tempo, così come un impegno, potrebbe dire che volesse mantenere comunque la relazione su un livello poco impegnato. Però non so che tipo di rapporto aveste voi 2, quindi magari se mi dai qualche indicazione in più, no, quanto tempo siete stati insieme, se ci sono di mezzo altre persone, sentiti libera di scrivere, anzi meglio se lo fai, come dicevo già dall'inizio della diretta, date sempre qualche indicazione che è utile per voi, per le vostre risposte. Ma potrebbe anche indicare un'altra cosa, la carta della costanza parla anche di sblocchi, okay, quindi tutto sommato, potrebbe dare una aspettativa positiva per il futuro di vederlo sbloccarsi, okay? Vediamo, intanto vedo che hai scritto, però non avevamo mai avuto rapporto, ho provato ad uscire con me. Okay, bene. Vediamo un po'. Mh. Mh. Cosa conosci di lui? Cos'è che sai? Sul lavoro, quindi lavorate anche insieme. Okay, va bene. Allora, pensiero, sacerdote, gran signore, amatrice stanza. Ma, poco o nulla. Diciamo che il pensiero ovviamente fa capire che lui è riflessivo, soprattutto perché è accanto alla carta del sacerdote. Il sacerdote è la razionalità, la ragione, le cose giuste, quindi qualcuno che deve riflettere tantissimo sulle cose, ma anche un'altra cosa, parla di persone che potrebbero essere timide o un po' egoiste a livello sentimentale. Il sacerdote è una persona che non è molto abile nel manifestare cosa prova. Pensa, pensa, ma parla poco e quando parla, parla in modo a volte burbero, come se comandasse, perché, ha già pensato tanto lui, non ha bisogno di confrontarsi. Quindi stiamo parlando di una persona che comunque ha dei tratti saturnini. Ti direi che per certi versi è un po' meglio dell'artista che invece è tanto preso di sé, però pur essendo comunque un ragazzo serio, riflessivo, introverso, non è molto bravo a manifestare il suo interesse. Quindi magari dice, ma poi non ha il coraggio delle proprie parole o di portare a termine le cose che dice, va bene? Quindi c'è una persona un po' frenata. Magari è stato anche a lungo da solo, non saprei, quindi o teme di essere scoperto, giudicato. C'è anche questo risvolto nella carta del sacerdote, in quanto è una carta di giustizia e quindi di giudizio. Allora, io lo vedo però interessato a te, non interessato in termini materialistici, coinvolto da te e almeno nel passato, cioè non lo vedo bloccato come dici tu, lo vedo riflessivo e freddo.
Probabilmente è un suo tratto caratteriale che, non ha nulla a che fare con te o quello che può pensare di te, ma magari quello che pensa o meno di fare con te, cioè da quello che dice a quello che fa. Come ti ho detto, potrebbe esserci un abisso. Però attenzione perché amore ladro, nemico gelosia. Qui ci sono dei sospetti in questo frangente. Ora, o lui si è messo in mente che comunque magari sei una donna che piace, quindi magari è convinto che tu possa avere nel taschino già il sostituto o qualcun altro, quindi è diffidente, geloso, ti controlla, insicuro, preoccupato, potrebbe anche dire questo, oppure sei tu che sospetti che ci sia un'altra figura. Perché qui non viene data l'indicazione di chi, il soggetto non c'è, ma di fatto c'è qualche altra situazione, sempre di natura sentimentale, che sembra affacciarsi in questo momento. Ehm, Potrebbe, come ti ripeto, essere, visto che noi stiamo chiedendo lui che cosa lo blocca, che cosa e magari è lui che ha paura di esporsi e poi, cioè, magari scegli un altro, okay, oppure, che tu sia interessata ma fino a un certo punto, è probabile che siano sue problematiche, Aspetta che leggo cosa hai scritto. Sì, perché comunque il nemico spesso sono anche le persone che ci spiano, chi ci controlla. Magari la sensazione che, tu possa essere oggetto di attenzioni lo turba. Insomma, magari si mette in mente delle cose, che qualcuno sul più bello si faccia avanti, magari abbia la meglio. Cioè diciamo che lo vedo molto titubante e poi c'è questo abbinamento che insomma, lo rende profondamente insicuro, no. Allora, vedi anche qua, nel prossimo periodo denaro, omaggio di preziosi, disgrazia. Quindi diciamo che si genererà una situazione, ehm, denaro, beh, magari c'è la raccolta di soldi per un regalo, e questo potrebbe causare, una pesante discussione o una situazione che va a, creare un problema. Oppure non c'entra niente, la lettura proprio alla lettera potrebbe indicare invece, che questa situazione che si va ad accumulare generi un'occasione di contrasto, okay, quindi comunque c'è un qualcosa che arriverà un po' in modo improvviso, non imprevisto visto che lo stiamo vedendo, ma improvviso di sicuro perché succederà probabilmente non pur essendo stata avvisata, l'occasione in cui si manifesterà non è chiara, quindi si capisce che c'è un qualcosa, che andandosi ad accumulare porterà poi a un confronto, o ma è anche una discussione, non necessariamente lui ti dirà apertamente: "Non sono in grado di sostenere la tensione, che sto vivendo pensando che possano esserci altre persone, che vengano a sapere, oppure che ti controllino, che qualcuno si faccia avanti con te." Cioè non ti dirà di essere un tipo timido e insicuro, Comunque alla fine, mercante, donna maritata a casa, beh, il mercante parla anche del luogo di lavoro, quindi del lavoro in sé, ma parla anche di compromessi, accordi, quindi tutto sommato, ehm, diciamo non può venire la carta del ritorno perché non c'è mai stata una partenza, cioè non è che avete cominciato veramente una frequentazione. Eppure si valuterà un qualcosa, quantomeno di ritrovare una serenità nel rapporto. Allora, vediamo l'esito. Mah, che dirti, qui, c'è ancora un richiamo, un rimando a qualche altra persona, a qualche rivale sentimentale, che
appunto è nel contesto, nell'entourage, nelle persone che, sono intorno a voi e quindi secondo me lui un pochino prenderà le distanze. Ecco, non vedo, scattare quel qualcosa, anzi magari è più probabile che alla lunga sia un'altra la figura che emerga nel mucchio, okay? Mi dispiace, purtroppo Katia vedo questo. Allora, io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato questa sera. Io devo comunque, salutarvi, anche se mi stavo divertendo e ci stavamo scaldando, però la sera del venerdì è dedicata ai protocolli di riequilibrio, è una procedura comunque lunga che faccio accuratamente, passaggio dopo passaggio, quindi per me la serata non è ancora conclusa. Vi ricordo comunque scusatemi, lunedì e venerdì alle 21:15 vi aspetto come sempre, vi aspetto ovviamente anche in privato se vorrete un appuntamento con me, contattatemi al 347 8702 622. Magari meglio su WhatsApp, così se non dovessi potervi rispondere o non potessi essere nella condizione di farlo in quel momento, lo farò comunque, al più presto, mi resta lo script. Grazie a tutti, buona serata e a lunedì 21:15. Buonanotte, buon fine